casa sa d'apri, io avevo le mani imbocciate e perciò la via chiudi il coperi. E allora chi è che vuoi, Vieni a dire che domani ti monto una cellula fotoelettrica che fa da per la porta sola. Si chiude da sola! Oh! Oh, che bella! Si chiude da sola! T'ha pigliata sta soddisfazione? No. Oh, che bella a dire senza sfottere. Non ci stiamo morendo la fame. Io tu pensi alle cose per dare per il Un'altra cosa. Non trovi il pretello. Ah, ma se viene a mia. No, guarda, su il pretello, quanto non l'ho fatto così. Ha fatto sabelliare, papà. Stai a casa. Ah? Che bella, sei pure sola! Oh, ieri era come un denaro che brava quando la faccio. Mentre posso caro mio, se si... Gira! Noi una bella come te dai, dici? No, come te Passa muto. Sì, bravo, c'è stata alla cassa mutua e rimediai. Latte un po'. No, basti, guarda. Ma io che cucino, pastigliata! I pastigliati. Sono buone per la bronchite. Oh. Bronchilai, un buono! Cura preservativa. Io voglio morire che è bronchi facili, ma ti guardano un Non qua, capisci? Qual è questo? Che sta a cercare? Signora! Funno Gaudis, ma qui? Signora, chi cerca? Cosa I cerca? gatti! I gatti? Ce ne stavano una colonia, dove li avete messi? C'erano prima che li mangiavo. Se ne chiamano, se ne sono saliti a quando il tempo fa fresco, se ne chiamano a Canalicchio, se ne chiamano. Perché? E chissà, c'è chi sono gli gatti, signora? Che sarà per via del calore, certo. Per via del calore. E perché non avete detto che ce ne salgono? No, e gli atti ci vedono calore, fibberi, e i mascoli, cioè, pizzano da presso per pigliare aria. Quante cose sapete? Sì. E come le spiegate bene? È un saggio, signora, avanti. Ma io allora che cosa ne faccio di questo chilo di pesce? Così, signori, che mi dici, signora, stanno con la mia. No, veramente non è proprio lontano, non è. Sì, non è da Svizzera, la sovvenzione. Ma quale? Castisso, di Catania. E chi è Maro? No, è di Catania. Dal gabinetto dello sindaco. Sì, dell'ufficio del sindaco. Ma perché un sindaco c'è il suo ufficio? Destia, muto. Gabinetto della segreteria. Dello sindaco. Sì, C'è c'è un sindaco. Forse non è una casa popolare, non assegna la casa popolare. No, quale, niente così. Niente? Niente, è un sindaco che dice che c'è un spratto, ben da ieri perché a casa è abusivo. Allora va bene, e come finì? Sì, Quando i confetti allora qua? a presto. Dice però che ha posto però? delle condizioni. Condizioni. Sì, sì. Condizioni. E qua la conduzione. Primis a nascere piccirino. Gli aveva ragione, a scatola chiusa. E c'è un preso che è aria. Secondo, a vedere se ci assomiglia. Certo, anche da mezzata nasce nero, giallo, chi ne sa? Terzo ci piacere. E quarto è chiangere notte. Perché se è così, dici che poi se ne può parlare. Non è sicuro, si ne può parlare. Mamma, ma io che ci posso fare? I piccirini non ci piacciono, non ci fanno impressioni. Perché dici che quando nascono hanno la testa fa dirigibile. È vero, i piccini quando nascono sono tutti lari, ma poi si abbessono. A cantare qualche canzoncina allegra. Canta Per canzoncina. tirarmi su un po'. Certo, ci vuole, quando ci vuole, ci vuole. Sì. Requiem eterna dona eis Domine et lux Vieni, chiacchiere con questa musica, perché chiacchiere? Pianci, che disse chi ne va a i pesci. et lux perpetua lucea Dei. Ma voi è che mossi? 44 gatti fila per te.
Questa è buona, non è però, No, gli è buono, gli è buono. Sì, signora, lei... Che tutto così. Alto! Prima di mangiare dobbiamo ringraziare la buona di Altavilla. Grazie Altavilla. Grazie, Tavilla. Altavilla. Belli sparaganacci. Guardi, ci pensate, giusto? Guardi, ci pensate che le persone non sanno più dove mettere i soldi, no? Stiamo mangiando pesci peatti e i cristiani non sanno perché le banche non sono più sicure come una volta. La verità. Ma- Stai nonno. Papà, Au, papà, au. mi viene un'idea. A qui, eh? Mamma, mi viene un'idea mia. Grazie. Sì. Ma che fa? Rapiniamo una banca. Io non ce la faccio più. Dai, certo, da mangiare segni nei pesci. Avanti, vedi qua, forza, la mia mano. La mia mano, forza. Tonino, molla! Era giusto, fece salare, dai! Fece salare. Oh, tu mi dici stimata, io mullai. Ma la mollare a Giuliana! Ma come potevo mullare Giuliana che sei Luccaio? A raga, basta cosa, va! Giuliana! Non potete dire la camminazione di mano. Mi fate arrivare longa a terra. Ma a fondo, bestia tuo frate che mi dice soprassalare! Con tutti sti ammaccamenti, un piccerino di sicuro non ci cade sta dirigibile. E ci non ha mia marita. Tanto chi non ti marita, ma un cuso miccerino una ciccata sta al palloncino. Sì, no? Mi posso appinicare. Come fare chi tocca vuoi? Perché sciamonito? Chi c'è scritto da? Recuperare i Ehi. fozzi. Chi c'è scritto? E c'è scritto. C'è scritto. E c'è scritto. Leo? E c'è scritto. Ella. È là, non si muove. È là. Noi, noi direm. Chi c'è scritto? È là, noi direm. E chi direi? E chi direm? Direm Odi Deck. Chi c'è scritto? E là, noi direm Odi Deck. Questa che ci avete provato. Sei tutta... Se ci sono intoppi, chi mi dice? I fusibili sono a posto. Se intoppo non ci n'è? Che te dico, ma ascoltate. Come la gusto, c'è la gusto che di qual era, mamma aiuti. Compri una vocale, non lo so. Aspetta, era pera, per gusto imperatore. Il Pippi! Ora! Un mazzo! Papà, hai chiamato un logo sopra? Coppunetto, da questo dipende il futuro della famiglia Poppalato. Ma tu ne va male, che può succedere? Chi ne c'hanno a mia e ci inganna a testa a buarsi? Papà, non mangi che siamo noi a toccano le ciane. Lei c'hanno tutto a buarsi avevo immaginato quanto soldi ci sono al paese, no? Ma io siti. Ma quanto ci può essere? Almeno ci sono 6, 7, 8 miliardi. Ma... Noi prendiamo. Papà, lei che soffre di aria, mi disse che ci sono io da re, Oh, stai dicendo? Noi se picchiamo lo stretto Cassa ferma, così, non si può. Lo stretto necessario. Un solo senta, rispondici dopo, per favore, che mi stanno smonendo. Che mamma qui è? Che saggio qui è? Ma che c'è da dire? papà. E che c'è da dire? Io non caro caruccio. Se tu fai amicizia subito, parla. Vabbè, va. Pronto? Mamma, sei tu! Tenino, mamma! Usa ma passo pappalato, era uno che ti ha chiamato tu oggi. Ha telefonato tu Ma oggi, chi è? dove Ma stai? chi è scemo? Ma chi è scemo? Pronto? Pronto? Sciamonito, tu stai parlando con la centrale! A chi sta parlando? Sì, dove? Si deve stare anche a mano, pronto? Cacca, siamo! Papà! Cacca!
Gli metto 5 minuti sul cascino e tanto sul suonato per c'era un fisso. Se ne più! Se ne più! La caccia forte se ne più! Un papa facciamo, un papa. Caro Capece, Signora Attavì. cari Capeci, ma che ci fai? Meno male che siete venuti a passare di qua. Avete qualche parente qua? No, per sfortuna no, per sfortuna no. Per sfortuna no, magari più. magari. Come per sfortuna? Scusate, sì, cosa sì. dite? A parte che per esempio è uno di voi, per esempio, voi quanti anni avete? Da Si dice sta verità, ne fa 80 ora, 80. Allora, hanno più, hanno meno, presto verrete qua anche voi, sì. Luca! Impiegato da banca. Abbessarsi a tutti, Cosa abbessarsi. c'entra la banca? Che volete alla vostra età venire a essere impiegato in banca? Appunto dicevo Mi io. scusi signora, ma lei là dentro che stava facendo? Io sono venuta a pregare davanti all'oculo del povero altarino. L'oculo? Pia, così bene, una banca? No, tutte le cassette, una banca. Ma perché ci pare un museo? Scansatene, scanciamo, ci vediamo qua. Madonna, volesse che non era... Ravero! Mamma Ravero! Ma raccomando, ti raccomando, Scusi! Sì, subito! E c'è la farmacia qua vicino? Sì, qui all'angolo. Avevi 5.000 lire per caso? Un attimo guardi. Ma secondo lei c'è bastano per cattare una sucalora e una scatola di latte in polveri? Dovrebbero bastare. Allora lavisi 5.000 lire? Ce n'ho 10. Ah, non si preoccupasse, ora ci porto il resto perché questo sono assai. Grazie! Buongiorno, Buongiorno. siete un impiegato? No, io sono il direttore. Beh, allora senta, visto che c'è un po' freddino, potrebbe accendere il riscaldamento perché il bambino ha freddo. Il bambino, perché c'è un bambino? È un maschietto, sapete? Auguri. Va bene, cercheremo Va bene. Un bambino. Mamma, se sta beviabile! Cosa deve fare? Oh, Luciano, sta morendo, l'ho fritto! No, non lo faccio morire di... Grazie, signor Giarelli! Mascolo! Nasci un mascolo che figlia, partorì un mascolo, chi c'è una balanza così lo pesamo? No, mi dispiace, non ci sono bilance qui, no. Non fai chissà così, non si mortifica, non si fa tanto occhi e croce o cacchini cicchielo vicino. No, ancora uno. Chi è oggi? Sì, lo compro tutti i giorni. Sì, perché quando uno accatta una cosa, la accattare perché le cose vecchie di seconda mano, mi ci permette... Scusate, non devo ancora leggere. Sì, no, me lo devo fare una prova perché se non è buono non mi interessa. Cosa Non lo buono, uso iniziare. C'è del delinquente. Ah no, io faccio l'inventore. Non vi vergognate allora? A fare chi? Come? Aver pensato di rapinare una banca? Ma perché chi è la banca? Oh, Direttore, cosa- la banca è un'astrazione. Un'astrazione? Sì, come dire miseria, nobiltà, fame, ricchezza, è una cosa astratta. Non è che io a mente di mano in la sacchetta di uno sopra l'autobus. Scusate, dobbiamo... Me ne può. Giuliana! Barone! Io barone? Tu! Giuliana! E cosa ci fai in mezzo a questi pazzi? Questa è la mia famiglia. La sua famiglia? Sì, E il bambino? è mio. È nato qui. Nella mia banca? Oh, Che contento! oh, che pensiero gentile! Allora questo mi può far sperare. Allora sul serio. Sì, signor. Capire la notte, sera Non guarda che... Sì, signoruzza. Sì? Chiara stamattina, di quando ho capito che abbiamo iniziato non mi succedeva. Mi sento una cosa... Io non ho bisogno né di manovella, io non mi parlare. Ci viene con me? Certo! Ah, oui! Andiamo! Alta vita!